Tacite like a tutti, io sono Linda Kelsang Santulama e benvenuti a Tibet TV, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli principali delle notizie. Sua Santità Dalai Lama riceve la seconda dose di vaccino Covid-19. Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana contribuiscono al PM Cares Fund. Il Panchen Lama compie 32 anni. Tibetani sostenitori della causa tibetana continuano a chiederne il rilascio. Un traguardo diplomatico. Office of Tibet DC ospita i funzionari del Dipartimento di Stato per un meeting. I parlamentari giapponesi si congratulano con il Sikyong Singhi. Il controllo pervasivo della Cina e la soppressione del buddismo tibetano sono continuati durante il 2020, ce lo dice la United States Religious Freedom Commission. L'Office of Tibet di Taiwan pubblica la biografia di Khasur Kirti Rinpoche. Sua Santità Dalai Lama ha ricevuto la seconda dose di vaccino Covid-19 nella sua residenza lunedì scorso. Sua Santità aveva ricevuto la prima dose il 6 marzo all'ospedale governativo locale di Dharamsala e ha incoraggiato tutti a prendere il vaccino, descrivendolo come qualcosa di utile per il bene dell'umanità. Mentre l'India combatte con un numero crescente di infezioni da Covid-19, con quasi 350.000 nuovi casi, i tibetani si stanno facendo avanti con l'assistenza, contribuendo alle misure di soccorso in India. Sua Santità Dalai Lama ha dato un contributo al PM Cares Fund attraverso il Dalai Lama Trust martedì scorso. Il leader spirituale tibetano ha detto di aver seguito con preoccupazione la continua sfida che la pandemia ha posto in tutto il mondo, India compresa. L'amministrazione centrale tibetana ha annunciato che i suoi funzionari e il suo personale contribuiranno con un loro stipendio giornaliero al PM Cares Fund. L'amministrazione centrale tibetana ha anche lanciato un appello urgente alle comunità tibetane di tutto il mondo per contribuire alle misure di soccorso Covid-19 in corso in India al fondo PM Cares. Il 25 aprile i tibetani sostenitori del Tibet in tutto il mondo hanno osservato il 32esimo compleanno di Gedung Chokyi Nyima, il prigioniero politico più a lungo detenuto al mondo. Il presidente dell'amministrazione centrale tibetana, il dottor Losang Singhi, ha chiesto alla Cina di liberare immediatamente l'11° Panchen Lama e di permettergli di tornare al suo monastero Tashilhunpa Shrigatse in Tibet e di assumere il suo ruolo vitale di secondo leader religioso del Tibet. I demand and urge the United Nations, human rights rapporteurs, journalists all over the world to write about him. Go to Tibet, ask the Chinese government for his immediate release so that he could enjoy basic human right like any other human being. Allo stesso modo, i sostenitori del Tibet di tutto il mondo hanno espresso preoccupazioni per il rilascio del Panchen Lama. Il Dipartimento di Stato americano ha chiesto alla Cina di rivelare immediatamente dove si trova il Panchen Lama. We call on the PRC government to immediately make public the Tibetan venerated Panchen Lama's whereabouts and to give us this opportunity to meet with the Panchen Lama in person. Sono passati 26 anni dalla sua scomparsa, avvenuta all'età di 6 anni. All'inizio di questa settimana, la United States Commission on International Religious Freedom ha ribadito la sua richiesta al governo cinese di rilasciare Gedung Chokyi Nyima, uno dei prigionieri religiosi di coscienza. La Commissione ha rinnovato il suo appello affinché il governo cinese permetta a un esperto indipendente di visitare e confermare lo stato di salute dell'11° Panchen Lama e di rilasciarlo immediatamente ed incondizionatamente. Il deputato Jim McGovern, co-presidente della Commissione per i diritti umani, Tom Lantos, rinnova l'appello per il rilascio incondizionato di Gedung Chokyi Nyima e della sua famiglia. He should be freed because no government is justified in doing what the Chinese government has done to him. To kidnap and hold someone to control his entire life and the lives of his family members for decades with no end in sight. He should be freed because he has the moral and legal right to freedom of thought, conscience and religion. Le comunità Friends of Tibet in Russia, Ucraina e Kazakistan hanno celebrato il compleanno dell'11° Panchen Lama parlando della sua storia e tenendo preghiere. L'amministrazione centrale tibetana ha ospitato il suo primo incontro ufficiale con i funzionari del Dipartimento di Stato presso l'Office of Tibet DC sabato scorso. Questo è un traguardo e un momento di orgoglio per l'amministrazione centrale tibetana.
Lisa Patterson, assistente segretario dell'Ufficio per la democrazia, i diritti umani e il lavoro, Scott Busby, vice segretario principale in carica dell'Ufficio per la democrazia, i diritti umani e il lavoro, il funzionario dei servizi esteri Anton Jochen-Hill, vice assistente segretario di Stato per gli affari dell'Asia orientale e del Pacifico Jonathan Fritz e Mariah Mercer, vice direttrice dell'Ufficio per la libertà religiosa internazionale, hanno partecipato alla riunione insieme ai membri del Consiglio di sicurezza nazionale. Il Sikyong ha inoltre incontrato il deputato James McGovern. Il membro del Congresso ha parlato della sua visita a Dharamsala per approvare diverse leggi che si concentrano esclusivamente sulle questioni tibetane. Mentre il dottor Singh completa il suo secondo mandato come Sikyong dell'amministrazione centrale tibetana, il prossimo maggio 2021 i tibetani e i sostenitori del Tibet hanno organizzato eventi per congratularsi con lui. Il gruppo parlamentare giapponese di sostegno al Tibet ha organizzato un incontro online martedì scorso per congratularsi con il Sikyong Losang Singhi. Shimomura Hakobun, ex ministro dell'educazione e presidente del gruppo parlamentare giapponese di sostegno al Tibet, ha riaffermato che continueranno ad incrementare il loro sostegno e a fare sforzi concertati per aiutare il popolo tibetano, aggiungendo che hanno invitato appositamente l'ex primo ministro Shinzo Abe alla cerimonia di felicitazione online e sperano nella sua partecipazione al gruppo parlamentare di sostegno al Tibet. Il Sikyong Singhi ha ringraziato il popolo e il governo del Giappone per il loro continuo sostegno alla causa tibetana durante l'incontro a cui hanno partecipato l'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe e Yasuhide Nakayama, vice ministro della difesa. Il Sikyong ha espresso la sua profonda felicità nell'apprendere che il numero dei membri del suo gruppo parlamentare giapponese di sostegno al Tibet è aumentato a 98. I still remember Shimomura Sensei and Sakurai Sensei came to Dharamsala under the direction of Shinzo Abe Sensei, and we had a very good meeting, and I was invited to visit Japan, and since then I've been visiting regularly, and I'm so happy to learn that the membership of the Tibet Parliament Support Group has increased to 98 members. Allo stesso modo, l'Associazione Tibetana di New York e del New Jersey ha organizzato un memorabile evento di ringraziamento per il presidente dell'amministrazione centrale tibetana per i suoi 10 anni di servizio dedicato e di eccellente leadership. 24 aprile nella Phuntsok Taeshi Community Hall. L'Associazione Tibetana di New York e New Jersey, l'Associazione Tibetana di Philadelphia e Chitri Dzogpa hanno consegnato al dottor Singhi premi ed oggetti ricordo. Il rapporto annuale del 2021 della United States Commission on International Religious Freedom, pubblicato il 21 aprile, ha menzionato che il governo cinese ha continuato il suo controllo pervasivo e la soppressione del buddismo tibetano fino ad oggi. Il rapporto si riferiva al Tibet, dove afferma le restrizioni imposte a varie attività religiose, tra cui il divieto per gli studenti tibetani e i lavoratori governativi di partecipare a raduni religiosi tradizionali e la punizione di coloro che ascoltano insegnamenti di Sua Santità il Dalai Lama o ne possiedono il ritratto. Ha anche menzionato la politica di sinizzazione del buddismo tibetano, come sottolineato dal segretario generale del Partito Comunista Cinese Xi Jinping durante il 7° forum di lavoro sul Tibet tenutosi in agosto 2020. Lo scorso giovedì l'Office of Tibet Taiwan ha pubblicato una biografia intitolata Tre nascite in una vita, che descrive la vita e l'eredità di Khasul Kyabche Kirti Rinpoche. Spiegando il significato del titolo del libro, Kyabche Kirti Rinpoche ha aggiunto che allude alla sopravvivenza all'invasione militare cinese che Rinpoche ha incontrato così da vicino in Tibet. La biografia è la 42esima pubblicazione della Ganjong Publication e lo scrittore Li Changling ha compilato il libro in lingua cinese. Per questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibet TV e ci vediamo la prossima settimana.